Stefano Edel, Valentina Polati ha iniziato con te, oggi finalmente dico io una menzione, però insomma ti cedo l'onere di intervistarla. È vero, tanti anni fa. Tante anche parole mi ha dato, anche tanti complimenti. Lei si ricorda solo questo, ma io dovevo essere un po' cattivo con lei. Lei cominciò a scrivere con noi al Mattino di Padova di pallavolo ed era brava perché oltre lei ha giocato anche la pallavolo. Sì, da ragazzina, sì. E quindi era una anche che ne sapeva. Poi sai, è cresciuta la ragazza, è diventata brava, è diventata eclettica, in grado di versatile, faceva un po' di tutto e l'ho persa di vista. E oggi la ritrovo, quando l'ho rivista ha fatto un bel servizio, mi è piaciuto molto, a me e anche a quelli del direttivo, e quindi brava, che devo dirti, sono contento che qualcosa ti ho insegnato. Sì, assolutamente sì, ma io mi ricordo tutto. Guarda la telecamera che ti insegnano. Che noi mi ricordo tutto di Stefano, devo dire che alla fine siamo stati fortunati, anche se siamo stata una generazione magari sfortunata per altri aspetti, ma da quel punto di vista, cioè imparare il mestiere sul campo con degli esempi, penso che poi sia utile per sempre, insomma. A Valentina è stato assegnato il premio Pennadoca 2019, un riconoscimento di Assostampa Padova al giornalismo d'inchiesta. Viola Speranza è il titolo del servizio selezionato, un delicato approfondimento sul tema della prematurità neonatale. Le immagini e il montaggio solo di un altro nostro collega, Gianluca Zavan. A consegnare la Pennadoca in vetro Stefano Edel, primo caporedattore di Valentina, tanti anni collaboratrice del Mattino, per poi dedicarsi interamente alla TV. Oggi che sono andato in pensione sono contento, sono in pensione da quasi un anno e sono contento perché lei mi ricorda proprio anche i miei inizi a Padova 40 anni fa. E devo dire che però... Io non c'ero 40 anni fa. No, non ti faccio così vecchia, non lo diciamo. Ma devo dire a chi ci ascolta che avevamo anche una disponibilità da parte loro come collaboratori ad imparare, che era nettamente superiore a quella di oggi. Oggi se devo muovere una critica alla categoria, soprattutto ai ragazzi giovani, è che non sanno aspettare, hanno troppa fretta e pensano di sapere tutto, non so se sei d'accordo. Sì, più che altro che sembra che sappiano già tutto, e quello è un po' il problema, invece non lo puoi sapere, non so, grazie alla rete o a quello che ti raccontano gli altri, dovresti cercare di ragionare con la tua testa, è quello che poi noi insomma abbiamo imparato alla fine e forse fa la differenza. Ma sono stato un insegnante cattivo o no? No. Mi dicevi che ti ricoprivo di parole? Ma te lo dicevo dopo, mentre ero lì ero assolutamente ligia e ubbidiente, scrivevo e andavo dovunque, insomma tu mi mandassi e per me è stata una scuola importantissima. Pensa che questo premio apre le porte finalmente, siamo rimasti convinti, anche alle televisioni e ai giornalisti che fanno televisione e radio, perché siamo convinti che ormai l'informazione, a parte l'internet, è veramente a 360 gradi ed è importante che televisione e radio vengano rappresentate ogni giorno da professionisti veri nel senso della parola, e questo posso dirlo senza ombra di dubbio ti riguarda perché sei una grande professionista. Grazie. Chiudi.